La Pallacanestro Trieste ha depositato la fideiussione da 250.000 euro, quindi avviato di fatto l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, così la società procede per garantire al club la massima serie. Il Principe d'Egitto, il musical tratto dal film di animazione Disney, inizia da Trieste il proprio percorso nel nostro paese e passa all'esame degli spettatori triestini. Il pubblico triestino promuove più che a pieni voti Il Principe d'Egitto. Il musical tratto dal film di animazione DreamWorks inizia a Trieste in questi giorni il proprio percorso nel nostro paese, che ad autunno inoltrato lo porterà a Roma e a Milano. La storia raccontata è quella che quasi tutti conoscono. Chi di noi non è stato tirato su col cartoon lo è stato precedentemente con i 10 comandamenti. Pertanto vi è una certa familiarità con la vicenda biblica di Mosè e Ramses. Nella fattispecie lo spettacolo insiste a più riprese sul rapporto fra i due, cercando ove possibile, già che comunque in un musical siamo, di approfondire quel poco che sia sufficiente affinché il tutto non risulti banale. Il cast offre una buona prova d'insieme, sottolineata dagli applausi. Per noi di casa è un piacere ritrovare la nostra Daniela Pobega, Mosè impersonato da Riccardo Maccaferri, Ramses da Lorenzo Tognocchi. L'apporto degli effetti speciali di Marco Carta è efficace ma meno invasivo di quanto si fosse portati a pensare. L'apparato scenico è importante ed imponente ed è facile immaginare che dietro le quinte si svolga un lavoro impressionante. C'è una sola perplessità: la fedeltà iconografica al disegno animato, sottolineata dal regista Federico Bellone in sede di presentazione alla stampa, che per forza lesina sullo sfarzo, quello sfarzo cui è abituato chi identifica Mosè con Charlton Heston, Ramses con Yul Brynner e non dimentica il film di Cécile B. DeMille. In ogni caso, di fronte al successo dello spettacolo, il rilievo è solo ed esclusivamente generazionale e perfino non generalizzato, se non addirittura pedante. Si è tenuta a Gorizia la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Gorizia è invasa dalle penne nere per la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, promossa nel 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Le 8 sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia hanno fortemente voluto che quest'anno si tenesse a Gorizia questa ricorrenza, perché il 20 maggio 1976, a seguito del terremoto che devastò il Friuli il 6 maggio, ci fu la prima riunione organizzativa con il presidente nazionale ANA Franco Bertagnolli, che costituì il progetto 11 cantieri di lavoro. La giornata ha reso omaggio ai tanti alpini e volontari provenienti da tutta Italia che dopo il sisma si misero a disposizione per aiutare i fratelli friulani attraverso gli 11 cantieri di lavoro istituiti dall'ANA nei paesi colpiti. Cantieri che hanno visto la presenza di tantissimi alpini del nord e del centro Italia. È stato un momento di grande collaborazione, di solidarietà nei confronti dei fratelli friulani. Oggi abbiamo avuto il piacere come sezione di Gorizia di organizzare questa iniziativa, anche perché con le altre sezioni abbiamo deciso ogni anno di farla a rotazione. In più nel mese di giugno a Gemona del Friuli ci sarà un grande raduno triveneto degli alpini, dove parteciperanno non solo gli alpini del Triveneto ma anche gli alpini che hanno fatto parte degli 11 cantieri di lavoro. Questa sera alle 20 alla piscina Bruno Bianchi di Trieste la semifinale di ritorno di Eurocup della pallanuoto Trieste femminile contro il Barceloneta. Vediamo. The time is now. Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale di ritorno della Eurocup femminile, in cui la pallanuoto Trieste si gioca tutto con il Barceloneta. Si gioca la Bruno Bianchi alle ore 20, si parte dal 12 pari maturato nella gara d'andata e la sfida più attesa della stagione per la squadra sponsorizzata dalla Summer & Co Shipping, che cerca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla finalissima di Coppa. Compito ovviamente complicato, quello che attende le orchette, che però potranno contare su
sul vantaggio del fattore campo e sul sostegno del pubblico di casa. Sicuramente sarà una bellissima partita, sono queste le partite belle da giocare, da giocatrice e anche da capitana. È bellissimo essere qua in casa, è bellissimo essere davanti al nostro pubblico e sarà uno sprone in più per noi per vincere questa partita. I dettagli conteranno centimetri ed episodi, sicuramente loro sono una squadra molto forte, molto preparata, hanno giocatrici forti e anche olimpioniche, quindi per noi sarà importante diciamo, cercare di stopparle nei loro punti di forza e cercare anche un po' di pizzicarle nei loro punti di debolezza. Il Barceloneta di Jesus Martín ha chiuso al quinto posto la División de Honor, mancando solo per un punto l'accesso alle semifinali scudetto. La giocatrice più rappresentativa è indubbiamente Paula Leighton, centroboa della nazionale spagnola, oro olimpico a Parigi 2024, autrice di una doppietta nel confronto dello scorso 11 aprile al San Sebastián. Attenzione anche alla tiratrice Clara Diaz, 4 reti all'andata, e alla serba Nada Mandic. La Pallanuoto Trieste o il Barceloneta passeranno il turno in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti si andrà ai tiri di rigore. È tutto da questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.